100 milioni di euro sono i soldi che il PNRR investe in edilizia scolastica. Per fare due conti è la stessa cifra che la Regione del Veneto ha investito in cantieri sulle strade, finanziamenti che messi insieme ai soldi di provincia e comuni hanno già toccato quota 200 milioni. Per le scuole invece bisognerà accontentarsi. Ne parla comunque con soddisfazione il presidente della provincia, Stefano Marcon, annunciando presto nuovi tagli del nastro. I fondi PNRR sono stati integrati con i fondi comunitari per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Vedrete qui da settembre, dall'autunno a gennaio del prossimo anno, una serie di inaugurazioni di poli scolastici piuttosto che di inizio lavori. Mi viene in mente la palestra del Beltrame, che andremo a fare la posa della prima pietra a breve, andremo ad inaugurare l'ampliamento del liceo Nightingale a Castelfranco Veneto, il Maifioli e Inaudi Scarpa a Montebelluna, insomma una serie di lavori importanti che si attendevano da tempo, ma sinora non abbiamo perso un euro. Sul fronte scuola la provincia è alla ricerca di finanziamenti per la realizzazione del progetto per la costruzione della nuova sede del liceo Scarpa. Il valore complessivo del progetto presentato è di 6.225.000 euro. Confermo la volontà da parte della provincia di far sì che a Oderzo rimanga la scuola e la testimonianza e la cessione del terreno da parte del comune alla provincia stessa e l'avvio progettuale, l'iter è in corso. Nel frattempo gli studenti saranno distribuiti tra altri plessi scolastici del comune di Oderzo e quelli di Motta.